Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di seguirci, grazie alle nostre ospiti. Bene sì, perché oggi parliamo, era ovvio, con lo SPCGL e non solo, al femminile. E allora, ben ritrovata qui in studio con noi Ivana Fogo, componente del coordinamento donne dello SPCGL del Veneto. Grazie. Buongiorno. Ben ritrovata, veramente, grazie. Era un po' che ci mancava. Sì, affrontavamo insieme temi anche legati alla sanità, eccetera. E adesso invece al femminile e non solo sanità. Alessia Palma, invece, Unione degli Studenti Universitari, giusto, dell'UDU? Unione degli Universitari, sì, perfetto. giusto. E quindi giovanissima, non c'entra con lo SPIA ancora, ma in proiezione futura parleremo anche di pensioni del domani. Perché? Perché c'è un divario di genere, lo diciamo sempre, ed è una cosa raccapricciante, retributivo, pensionistico, di trattamento, di modalità di assunzione, quindi di impiego tra uomini e donne. 2025, con uno sguardo al 2024, terrificante, veramente. Voi avete fatto delle analisi e i dati che emergono sono un po' così sconfortanti, perché c'è una responsabilità. Sì, noi abbiamo proprio, sempre teniamo sotto controllo questi dati, perché naturalmente il divario economico, soprattutto di genere, insomma, è molto pericoloso, ecco, è una spina per noi. Diciamo che diamo due dati proprio per dare l'idea, diamo i dati del Veneto, ma abbiamo visto che anche l'INPS ha fatto una relazione circa una decina di giorni fa e siamo, insomma, anche in tutta Italia avviene questo. Ecco, guardiamo questi numeri che sono pochi ma che ci danno l'idea. Beh, intanto abbiamo imparato che abbiamo più pensionate che pensionati. Attenzione che queste sono pensioni private. Queste sono pensioni private. Quindi del settore privato. Del settore privato intanto. A me interessava far capire, interessava far capire la contraddizione, insomma, o ciò che emerge da questi dati. Ecco, sono più pensionate perché sono rimaste più pensionate. Le donne vivono di più, certo, e quindi rimangono più pensionate, vivono un po' più a lungo. Vedevamo questi dati, queste sono le pensioni private, sono 1.200.000 pensioni erogate dall'INPS, e per il 56% sono destinati a donne. Abbiamo già detto il perché, no? Perché le donne vivono più a lungo. Andiamo subito al dato sotto, che questo è davvero quello che ci dà la fotografia più impietosa, che però la media di tutte le pensioni è di 1.188 euro al mese, ma la differenza sta fra le pensioni delle donne e le pensioni degli uomini. 840 per le donne al mese, di media naturalmente, certo. E però 1.600 euro per gli uomini. Questa è cifra lorda o netta? Sì, certo. Cifra lorda, certo. Attenzione. In entrambi i casi. Sì. Però, insomma, a spanne, lo vedete, è quasi il doppio, insomma, no? Le donne prendono la metà degli uomini. Ora, infatti il divario è di 792 euro. Ora noi ci siamo interrogati da sempre sulle motivazioni. Qui parliamo delle pensioni attuali, quindi di persone che oggi hanno superato i 70 anni, diciamo, no? Ecco, sarebbero over 65, ma insomma diciamo che i grandi numeri sono dai 70 anni in più. E come mai? Noi pensiamo e riteniamo che questo dipenda dal fatto che queste donne, che oggi sono così anziane, hanno lavorato poco, hanno avuto percorsi lavorativi anche frazionati, molte di loro non hanno lavorato, oppure hanno lavorato poco e poi si sono licenziate per dedicarsi alla famiglia e ai figli, e anche perché qui abbiamo le pensioni di reversibilità, no? Cioè le persone, delle vedove, delle donne che restano vedove, e quindi viene decurtata la pensione del marito quando diventa reversibile. Quindi questa è la ragione per cui, queste sono tante ragioni che portano ad avere questo divario, che però è un divario importante, perché insomma 800 euro lorde, 840 euro lorde di media. Adesso io
insomma, non faccio tutto un ragionamento rispetto all'abitazione, non lo faccio questo ragionamento, ma credo che chiunque ha un portafoglio in mano si rende ben conto. Ecco. Quindi questa è la cosa che noi continuiamo a segnalare. Successivamente però abbiamo fatto anche una valutazione il divario pensionistico per tutte le province. Quindi lo spaccato per provincia. Guardate, adesso non occorre che noi entriamo in ogni provincia. Però l'unica cosa che emerge secondo me qua a colpo d'occhio è Venezia, che è un po' più un divario maggiore, vero? Sì, non solo. A parte quello, mi interessa dire che dove c'è scritto divario numero pensioni donne e uomo vuol dire che questo è il numero di pensioni di donne in più rispetto ai maschi. È chiaro? Capito, la prima colonna dice che a Belluno ho 9.036 pensionate in più rispetto ai pensionati. Quindi vuol dire che a Vicenza ne ho 28.309 in più. Sì, esatto, così. Cioè vuol dire che nel Veneto ho 145.323 pensionate in più dei pensionati, cioè dei maschi. Ma la cosa che invece balza agli occhi immediatamente è che se vado a vedere il divario medio mensile ho tutti meno. Sì. Tutti meno, e comunque tutti che superano i 700 euro, e arrivo, insomma, 6,71 per Rovigo, ma arrivo addirittura agli 848 di Venezia. Certo. Quindi continuiamo, li mescoliamo sti dati, ma portano sempre lì. Le donne vivono di più, vivono più a lungo, ma hanno la possibilità di avere un ristoro economico inferiore, e c'è un divario importante, molto importante. Allora, siccome oggi a maggior ragione, in questa giornata, siccome domani è l'8 marzo ed è la giornata della donna e noi tutti gli anni ci interroghiamo come stiamo, noi donne, ci interroghiamo come stiamo. Una che ha la mia età pensa quando era giovane, come sto rispetto a... Sicuramente ci sono molti aspetti positivi, tanti aspetti positivi, frutto però delle battaglie e della perseveranza delle donne, che non muoiono mai, vedete, a 70 anni sono ancora qua, che insisto nel dire, e sono molto felice che però oggi abbiamo qui anche una ragazza molto giovane, ecco. Ma i problemi rimangono e quindi non si deve mollare mai, si deve insistere su questa strada, perché sono di più, ma sono povere. Sono povere e questo non va bene. Su questo bisogna trovare la strada e bisogna intervenire, perché insomma non si può vivere in questo modo. Ecco. Tenendo conto anche che più anziano sei, più appunto hai bisogno di servizi assistenziali, socioassistenziali, sanitari, quindi insomma e tutti i ragionamenti. Comunque la cosa è che secondo me non dovrebbe essere neanche una rivendicazione, dovrebbe essere un normale ragionamento, perché io dico sempre, è un boomerang. Siccome le donne non vivono in una comunità isolata, gli uomini non vivono nella loro comunità isolata, ma insieme, comunque le coppie, la famiglia, se tu nella famiglia hai uno che prende poco e l'altro che prende tanto, la media è quella, cioè se invece tutti e due prendono lo stesso retribuzione, la media sale di più e domani qualsiasi cosa succeda tu puoi aiutare di più i figli, puoi aiutare di più te stesso, puoi provvedere comunque a vantaggio di entrambi, cioè non è proprio un discorso veramente anche oltre che anche una questione la parità di genere, esatto. Siamo tutti uguali, logica, esatto, assolutamente, perché quella è la problematica, però quindi insomma questi sono dei dati un po' impietosi che però noi teniamo sempre sotto controllo. Avete poi fatto un divario nelle pensioni di vecchiaia, perché? Poi abbiamo fatto quest'altro, abbiamo detto va bene, queste sono le pensionate di oggi, allora andiamo a vedere come potranno essere le pensioni di domani. E come faccio per dire, vado a vedere com'è il lavoro al giorno d'oggi, no? Cioè come sono suddivisi i lavoratori, che tipo di... quindi i ragazzi giovani ma anche, no? Cioè quelli che quindi andiamo fino ai 65 anni, diciamo, no? Come sono, che cosa avviene nel mondo del lavoro, che è l'altro grande capitolo e che è
qui mi permetto di insistere, strettamente collegato al discorso che facevamo poc'anzi sulle pensioni, no? Noi non dobbiamo pensare che perché adesso c'è questo slogan, i giovani, noi le pensioni non le avremo mai, ma insomma invece bisogna fare molta attenzione perché va ben monitorato questo aspetto. Se guardiamo, rivediamo questa slide qua, sì. Che cosa vediamo? Vediamo che, no, non questa, la successiva, scusate, quella dove si dice le pensioni del domani. Ho capito. Questi sono altri dati legati, ma insomma, sulle province. Mi interessava il divario pensionistico di domani. Sì. Questo è interessante, poi magari se abbiamo tempo torniamo alle province, ma ci tenevo a questo aspetto qua. Andiamo a vedere il tasso di occupazione di tutti. Qui non si fa differenza di tipologia di contratto, ok? Che tipo di contratto? Questo è. Oggi il 62,8% di occupazione sono donne, ma il 78% sono uomini. Ora, è vero che non è grandissimo il divario per quanto riguarda il tasso di occupazione, ma è anche vero che comunque gli uomini sono di più che lavorano. Poi diremo per tante ragioni, ma insomma esiste. Certo. L'altro dato che invece io veramente evidenzio e sul quale ci stiamo... Che è macroscopico. Ecco, è questo delle assunzioni a part-time. Ripeto, io qui non parlo di precarietà, no, parlo di tutte le tipologie di assunzioni, perché poi insomma inseriremo anche quel ragionamento lì che è anche quella un'altra bella spina. Ma qui vediamo che le donne hanno assunzioni a part-time per il 62,8%, gli uomini il 37,2%. Cioè praticamente le donne hanno part-time doppi circa, insomma, rispetto agli uomini. Ora, quali possono essere le ragioni per cui le donne hanno tutti questi part-time? Beh, le ragioni sono tante, adesso insomma la CGIL sta anche, non solo noi dello SPI, ma la CGIL ci sta anche ragionando. Ci saranno sicuramente i part-time che vengono chiesti dalle donne quando hanno un figlio, quando hanno dei figli, e sicuramente chiedono il part-time per poter appunto, quindi per la cura, no, dei bambini. Ci sembra un po' tanto questa percentuale qua, anche perché ragioniamo che insomma avete visto negli anni abbiamo sempre meno nascite, no? Quindi insomma è impossibile che sia solo per questo. Potrebbe anche essere che, e va detto comunque, che è meglio che una donna chieda un part-time dopo che ha avuto un figlio piuttosto che si licenzi, come si faceva 30 anni fa. Quindi sicuramente il dato può essere letto anche in modo positivo, ma è un part-time? La cosa che a noi preme sottolineare è quanti part-time involontari ci sono qua dentro. Probabilmente ci sono part-time involontari anche per i maschi, perché qui non abbiamo il dato, però insomma è preoccupante che questo dato sia così elevato per le donne. Ci viene da pensare che voi capite che se ho un contratto precario, no? Quindi magari un determinato se va bene, oppure tutte le altre tipologie di contratto, e in più ho anche un part-time involontario, insomma certamente qui altro che flessibilità, insomma, no? Qui veramente i dati ci spaventano molto. Assolutamente sì, e non sto pensando anche tra l'altro comunque se un uomo prende più di una donna, il doppio mettiamo, comunque di più, è ovvio che conviene sacrificare l'altare della famiglia in generale, chi prende poco anziché chi prende una bella retribuzione, e quindi ovviamente si torna in gatto che si morde la coda. Sì, ma è ancora più preoccupante, voglio infatti, dire, no, andrebbe fatta un'analisi. Insomma, noi abbiamo questi giovani, li stiamo allevando dicendo che entrambi, maschi e femmine, poi le donne come sappiamo studiano molto, studiano di più, se io non voglio entrare lì, che poi magari entrerà lei, però insomma voglio dire non è possibile che ci sia uno svilimento di questa natura. Questo è un dato, poi pensiamo anche a certi tipi, tutto il mondo del terziario che lavora con le cooperative, per quel poco, il contratto delle cooperative, insomma è un contratto. Anche là, per quel po' che noi sappiamo,
non tutti sono a tempo indeterminato, moltissimi hanno contratti perché c'è un grande ricambio. È un grande ricambio, però vuol dire che la gente sta a casa, che la gente... Ecco, e lì, per esempio, c'è tanto part-time involontario, no? Assolutamente. Ecco, ricordiamo che questi qua sono dati elaborati da Ires Veneto sui dati di Veneto Lavoro 2023. Sì, no, non sono che ce li prendiamo. Esatto, non sono cose... sono assolutamente interrompo solo un attimo perché abbiamo la pubblicità, quindi interrompiamo un secondo, poi andiamo anche sulla studentessa che un po' ci racconta uno spaccato anche dal vostro punto di vista, tra l'altro, e quindi tra poco.